Il riconoscimento che Milano Finanza ha dato a Banca della Marca è un riconoscimento importante, miglior banca regionale veneta, seconda in Italia. Attenzione alla solidità patrimoniale, capacità di rispondere alle esigenze del territorio, competitività tra gli istituti bancari. Sono solo alcuni dei parametri su cui si è basata l'analisi per la classifica Banche Leader 2025 di Milano Finanza, che ha analizzato e messo a confronto i bilanci delle diverse banche e gruppi bancari, e Banca della Marca è stata riconosciuta come la migliore in Veneto. La capacità della banca di coniugare patrimonio e margini. Oggi Banca della Marca ha circa 400 milioni di patrimonio e questo ovviamente è un risultato importante e che rende tranquilli, sicuri anche i nostri clienti, i nostri soci, le nostre famiglie. Questioni geopolitiche e oscillazioni dei mercati gettano un po' di incertezza sul futuro, ma questo, nei primi mesi del 2025, non ha scoraggiato imprenditori e famiglie. Siamo su un territorio fortunato perché questi primi 6 mesi, di fatto, per quanto riguarda Banca della Marca, pertanto rispecchiamo quello che il territorio dà, sono in linea col 2024, i numeri ci sono, le famiglie continuano a risparmiare, famiglie e anche imprese, abbiamo circa 100 milioni di raccolta in più rispetto al 31 dicembre 2024. Quello che emerge è una forte capacità di adattamento e resilienza. È un riconoscimento che dobbiamo condividere con tutti gli attori e parlo in particolare di famiglie, imprese, territorio, perché solo su un territorio sano, con famiglie e imprenditori col DNA corretto, si riescono a fare i risultati che ha fatto Banca della Marca.